Buongiorno, mi chiamo Andrea Zanon, sono nato a Venezia 39 anni fa e mi trovo attualmente a Parigi dove vivo e lavoro da 10 anni. In seguito alla decisione del governo siamo oggi al secondo giorno di isolamento forzato a casa e attualmente la popolazione pare aver capito la gravità della situazione, anche se devo dire che fino allo scorso weekend qui la gente trascorreva una vita normale, si respirava un'area di assoluta normalità con manifestazioni, parchi pieni di gente, eccetera. L'epidemia in Italia era vista come qualcosa di molto lontano e che in ogni caso qui non sarebbe mai potuta arrivare. E gli avvertimenti che gli italiani che risiedono qui davano ai colleghi o agli amici francesi cadevano un po' nel vuoto e finivano un po' nello schermo, diciamo. Ecco, poi adesso, diciamo, negli ultimi giorni la situazione è molto cambiata repentinamente ed il governo ha varato dei provvedimenti cosiddetti all'italiana. E quello che si può dire è che questi provvedimenti sono stati presi con un po' troppo di ritardo, avendo avuto la possibilità e la fortuna di poter vedere la situazione che si stava sviluppando in Italia, diciamo, sarebbero stati dei provvedimenti che sarebbero dovuti stati prendere con un largo anticipo, diciamo. Senza parlare poi della decisione di mantenere le votazioni domenica scorsa, di cui mi sa che purtroppo vedremo le conseguenze tra un paio di settimane. Detto ciò, cercando di trovare in questa situazione un barlume di speranza, penso che si debba cercare di sfruttare questa crisi, diciamo, per ciò che può darci di positivo, per ciò che può permetterci di fare. E in particolare penso che Venezia, che per la sua fragilità è un po' una cartina di tornasole di molti cambiamenti globali in atto, dal riscaldamento climatico allo sviluppo sproporzionato del turismo, con il conseguente inquinamento che ne deriva. Ecco, Venezia secondo me potrebbe diventare un laboratorio internazionale di ricerca verso una strada alternativa, verso un nuovo modello di sviluppo. Voilà,